Benvenuti alla lezione di tecnica numero 10. Allora andiamo a pagina 23 e dopo aver visto gli esercizi precedenti cui gestiamo le mani con dita differenti, facciamo un'applicazione con combinazioni miste. Allora osserviamo il numero 17, abbiamo prima combinazioni su 2 note, poi pian piano su 3, su 4 e su 5 e osserviamo, è un esercizio lunghetto ma che possiamo dividerci a nostro piacimento, anzi vedete al finale del secondo rigo abbiamo una doppia stanghetta, poi ne abbiamo un'altra qua alla penultima battuta del penultimo rigo e ancora un'altra successiva qua alla fine sull'ultimo rigo. Quindi insomma è come se fossero tanti esercizi insieme. Quello a cui dovete stare attento è procedere sempre con molta calma, analizzando le varie combinazioni, mettendo a posto le articolazioni delle mani, la destra e la sinistra, e quindi cercare di applicare, sforzandovi di leggere comunque, guardando le dita e un po' il pentagramma, un po' le dita e un po' il pentagramma per avere la situazione sotto controllo anche dal punto di vista della lettura. Vi mostro comunque adesso qualcosa dai primi righi. Allora, sul pentagramma abbiamo un solo rigo musicale dove posizioneremo la mano destra, quindi la diteggiatura superiore alla nota, quindi sopra le note, in questo caso il numero 1 è per la mano destra e la mano sinistra suona l'ottava sotto e vedete c'è il numero 5 sotto il do centrale, quindi do centrale per la destra, mano sinistra ottava sotto. Abbiamo prima combinazioni di note consecutive. Poi c'è il salto, vedete siamo alla terza battuta, continuo, vedete c'è il salto. Secondo rigo. A questo punto posso fermarmi, ricominciare da capo e magari agire con il metronomo per aumentare la velocità, insomma per regolarmi in maniera che possa controllare, quindi scegliere una velocità che mi consente di controllare per bene estensioni, riposo, flessioni, quindi voglio dire articolazioni, quindi pressione del tasto, successivo riposo e quindi continuando, raggiungendo una velocità che non deve essere necessariamente molto elevata. Poi vediamo che è consigliato quindi praticare i seguenti esercizi, i precedenti esercizi anche nelle tonalità di Sol maggiore, Re maggiore, La maggiore, Mi maggiore e Fa maggiore e minore di Mi, Do, Sol e Fa minore, in modo insomma da avere sulle varie anche tasti neri, quindi ad esempio Fa minore. Eccetera eccetera, quindi varie tonalità perché così su varie posizioni tra tasti bianchi e neri potrete avere lo stesso tipo di controllo. Non è necessario andare subito di corsa, fate le cose con calma, sono esercizi di riscaldamento e poi di preparazione tecnica per i quali insomma c'è bisogno di un po' di tempo, settimane, a volte anche un mese sullo stesso esercizio. Come ripeto, come detto prima, è un esercizio lungo fatto di varie combinazioni che vi potete anche spezzettare, quindi dosate la quantità di righi su cui esercitarvi di volta in volta. Bene, allora anche per questa lezione di tecnica con la quale stiamo adesso accelerando e mischiando un po' le combinazioni con dita differenti, abbiamo quindi fatto un ulteriore passo avanti e io vi auguro ancora un buono studio con molta attenzione e come sempre buona musica. Ciao!